Buonasera da Alessandra Ghizzo, bentrovati dopo le ferie estive, dopo l'inizio dell'autunno. Qua riprendiamo Garage Music, l'angolo live di Radio Veneto 1, e abbiamo nostri ospiti un gruppo, un fenomeno musicale, 6 ragazzi da copertina e più, perché insomma 6 in studio non ci bastavano, e qua dobbiamo presentare i Los Mastadores. Ciao ragazzi! Ciao. Benvenuti. Ciao. Che parole. Mamma Grazie. mia. E Los Mastadores, chi sono quindi? Dimitri Trinca, ciao. Siamo in radio, Dimitri. Ciao. Poi abbiamo Andrea Sono Dimitri Trinca. Andrea Bosa, Presente. Matteo Guidolin, Eccolo qua. le ho scritte tutte in ordine sparso, Luca Giacomazzi, Ciao. Andrea Piccolo, Mauro Berti. Sì, cercavo un ordine perché appunto siamo in radio, siamo anche in video, la puntata la potete vedere sul sito veneto1.it, e qua insomma abbiamo la sessione live, l'intervista e cosa dire ragazzi, dal 2008 ai giorni nostri, di vostri e di nostri. Incredibile, Incredibile, Cioè, sì. Abbiamo Tu pensa che nel 2008 erano 6 anni fa. Cioè veramente, fatti due conti, sono 6 anni. Sì. 6 anni, 5 album, un documentario. Tre cani, figli. due gatti, una casa. 4 figli. Quanti matrimoni? 3 cani e un'enciclopedia. Bella questa! Cacchio. Ma questo è un momento di grande radio, È di radioattività, direi. Mamma mia. Io ho paura ragazzi, voi lo sapete. E fai bene. E fai esatto. bene? Sì. Dei luoghi chiusi, degli spazi aperti. Tu sai che io ho paura dei Claudio, soffro di claudiofobia. E qua non corriamo rischi, per fortuna non hai paura degli Andrea. No, è perché proprio sennò- claudiofobia che mi fa proprio... Ecco. Allora ragazzi, dicevamo 5 album e li citiamo, è ora di opporci: Skyline, Crisi e Busy, poi c'era il documentario, il documentario, Eden, Figure porche, Casa Giacomazzi. Casa Giacomazzi è una Ma raccolta sì, di... Tentiamo di nasconderlo. È un figlio L'abbiamo del messo prodigo. volontariamente. Ah là Figlio là. del prodigo. Insomma, da dove iniziamo? Dalla fine? Dall'inizio. Ciao a tutti, ci vediamo, buonanotte. Ciao, sono Dimitri Trinca. Beh. Ciao. Insomma, qual è lo stimolo che vi fa andare avanti? Beh, quello dello stimolo Non ho capito una parte. è anche una cosa che ci fa molto piacere, perché in molti nostri fan è una cosa che suscitiamo. Lo stimolo ci fa più sedere che altro. Ecco, lo stimolo che ci fa andare avanti è il cercare l'ottenimento della pace nel mondo alla fine, che è un po' anche il motivo per cui stiamo facendo tutti questi anni. Sì, infatti dicevo, ragazzi, copertina, Miss Italia, un po' un... Esatto. Sì, esattamente. Noi siamo un po' la risposta italiana ai Miss Italia e ai One Direction. Sì. Purtroppo purtroppo qua in radio non si può vedere, chi ci segue in streaming avrà l'occasione di vedere. Purtroppo siamo belli, e questo molte volte per noi è stato un fattore di discriminanza, perché la gente ci giudica dalla nostra bellezza, ma noi più che belli siamo buoni. Sì. Buoni da niente, però. Sì, Buoni da niente, sì, purtroppo. Sì, la ponenza certe volte ci ha ostacolato parecchio. Ma veramente. Effettivamente. Ma non solo parecchi, anche Pannaso, Paiocci, cioè, ecco. Sì. Guardi, la vita è difficile la nostra. Sì. E insomma ragazzi, Cacchio. vogliamo venire anche al live. Qua ci suonerete 4 pezzi del penultimo album. Io cerco di metterla anche in maniera seria, Sì, quello prova. che pare. Provaci. Sì, infatti, perché c'ho paura, perché se gli ultimi 2 album, ultimi 2 anni. Mi mancano 3 figurine. No, infatti. Volti e poggi. E non te trovi più da nessuna parte, perché se l'album vecchio non te trovi. Mamma mia. Incredibile. Cielo, manca, cielo. Sono andata anche da McDonald's perché era l'album di Panini, però niente, neanche là. Sì. Neanche là. No, dai, rispondi alla domanda seria. Gli ultimi 2 album, così è la domanda. Sì, Sì, gli ultimi 2 album e mancherebbe un verbo. Cioè, no, c'erano le ali nelle copertine. sì, perché l'abbiamo fatto in collaborazione con Fausto. No, sono 2
album Ti lascerò vivere, ti lascerò vivere. Ma bellissimo fa. sempre vivere. La lavatrice vive di più Con Calfor. Che momenti, questo è veramente radioattività. Stavamo appunto parlando degli ultimi 2 album. Il penultimo, Eden, bar trattoria con ampio piazzale per cami, con giardino estivo. Scusa, è un titolo quello che sei, insomma. È un concept album sulla creazione del mondo, un concept album biblico l'abbiamo definito, tutto incentrato su una serie di figure bibliche a partire da Adamo ed Ivo, che è stato il singolo di lancio, il nome stesso dell'album Eden, poi ci sono varie, c'è la ballata di Noè, c'è letture e scritture che parla di Matusalemme. Un album temi attuali comunque. Sì, guarda, steccadente. Voglio riportarti il giudizio che ha dato di noi il Financial Times, merdaviglioso. Ed è stato per noi veramente 5 stelle. Sì, 5 stelle Michelin, perché Sirene blu. Che risparmio sarà? bello questo momento di raclan. E la seconda domanda qual era, scusami? Invece l'ultimo album, un altro concept album sulla figura del maiale. Del maiale. Il maiale è un animale a noi caro, noi siamo devoti del maiale. Ma non siete neanche i primi, però. Perché? Ma come? Ma dipende, ci sono gli antipasti che infatti sono chi? affettati. Di affettato, I una primi di porchetta. solito cosa si fa con il porseo del primo? ragù. È il ragù del porseo. Basta fare spaghetti con la brasoia. Ma no, il risotto con l'uganica. Sì, ma certo. E dopo te fai un bel musetto. Sì, te fai un bel musetto. Che tu fai un bel soffritto, poi ci metti il maiale, ecco. Guarda che ha la pancetta che ecco. Però la signorina aveva posto una perché, domanda, perché non siamo i primi? guardando la copertina, insomma, la copertina rimanda proprio a un riferimento. Che è diverso. Sì, È un effettivamente. riferimento Agli 883. In effetti Sappiamo. c'è quella fabbrica in lontananza, i fumi. Max per noi è sempre stato. Ma chi sarai a fare questo a me? Notti intere ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Stavamo parlando proprio dei Con Calfor. Pink Floyd. Chi? Cosa? Chi sei? I Pink Floyd, quelli che faceva Guido Trebaseghe. Guido Trebaseghe. Pink Floyd. Insomma, si coglieva questo. Sei tanto? No, beh, ogni rifinimento. Scaltra. ogni riferimento a Animals o Battersea Station è puramente casuale. Sì, non so neanche cosa che sia, figurati. Bene, Scusa, posso interromperti perché mi ridici Battersea Station? Battersea Station. Oh my god, my goodness me. Prego. Insomma, dobbiamo iniziare la parte live. Ma le tue sono lentiggini o un trucco a macchie? Sì, sono leopardata. Sai che Dimitri mi inverno diceva, adesso. secondo Dimitri sono molto sexy le lentiggini. Soprattutto a Natale. Capodanno, no? No, a Natale, è vero. Ignorante. Mamma mia, ragazzi. Però ho sempre festeggiato la fine dell'anno. Fermi! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Auguri! Vanity Fair! Gigi Di Biagio! Gigi Di Biagio! Boh. Sì, passeremo il capodanno in bocciofila tutti assieme. Insomma, lanciamo Vanity Fair. Lancia. Perché? Dammela che la lanciamo. Lancia. Fate un giro dai, non manca niente, te ne darei
che roba, quanta gente. Chiese il Signore, l'imprenditore e il professore e l'ignorante. Chiese il fanatico che fa il politico e non sta senza l'indipendenza, l'artigiano deluso e l'operaio, e il partigiano disilluso, e il porogrammo, far fine il mona, col bon e il tristo, e il trova a posto, vanti col Cristo, questa è la Vanity Fair. Prodotti tipici, pretti e politici e Asiagodo. E fate in moto, che fate un giro, che in questo posto, che sei un degheio, mari, montagne e città d'arte, i capannoni coi case in parte. Verona, Iesoio, Nebbia, Banchi, Cortina, Asoio, Stivai da Campi, tutti de corsa, aspirina dentro borsa, vecchi birbanti, manina lunga sui badanti, questa è la Vanity Fair. Vanity Fair. Che modo vede la bella, che modo vede la bella, dice valore. Che modo vede la bella, che modo vede la bella, dice valore. Vanity Fair. Prodotti tipici, pretti e politici e Asiagodo, ma Morlacco prima. A fare skate, solo fatighe, neanche capi il tempo di andare a pesca. Rientriamo a Garage Music con i Los Mastadores che ci hanno appena suonato Vanity Fair. Vanity Fair apparteneva appunto al penultimo album Eden. Bene, vedo che hai studiato. Certo, sì. E abbiamo sentito che durante il live, sentito e visto, perché ricordiamo sempre che questa puntata la si può trovare sul sito veneto1.it, insomma, altri 3 elementi. Veneto 1 scritto in lettere o in cifre? Tutto attaccato in lettere. Tutto No, attaccato per i nostri ascoltatori, sì, perché ci tengono. Beh, c'è al basso, c'è Mark Knopfler, giusto? Sì. Sì. Alle tastiere. C'è Jimmy Newton. Ma scusa, non era al Levi? No, no, ma avete a Levi sì, no, abbiamo fatto anche Dio t'allevi. al basso no, no, è vero, al basso c'era Levi questa sera. No, perché Peppino ogni tanto Allevi. si turnano. Se abbiamo delle ospitate così. Sì, turnicano e... No, ma cioè molta gente ci chiede "Ehi, possiamo fare una collaborazione con voi", quindi ogni tanto appunto li ospitiamo. Cani e porci. Facciamo una jam session tra di noi. Come on, guy. Jam session. Hey man, You got it. No dai, diciamo
C'è al basso il basso Andrea Carraro, alle tastiere il maestro Mazzarolo Jacopo e alle percussioni Andrea Roncato. E come mai avete scelto di ampliare? Quindi Che interessa, scusa? non so, curiosità, perché non so, quando sono in concerto mi metto a contare 6. Ascolta, ti abbiamo chiesto perché tu hai assunto un regista, sarà affari tuoi anche quelli. Dov'è la fisarmonica? La fisarmonica. Cosa c'è? Dov'è? Lui No, infatti, no, c'è ancora la fisarmonica. È a casa È adesso. a casa? Ogni tanto se la dimentica Ha la febbre, Sì. a casa con la febbre. la fisarmonica a bocca, quella che muovi. È l'asilo nido. Sì, diciamo che magari la serata oggi era un po'... È un po' più rock, diciamo, senza la fisarmonica. Esatto, un po' più rock. No, il nostro genere che... Mauro. è un post electronic rock a 3 assi. Questo è il nostro genere. Sì. Questo genere si appresta a molti strumenti. Sì, che è un po' nella corrente di Detroit del post electronic rock. Sì, anche un po' misto col carton jazz. Sì, perché ci sono diverse correnti. C'è il post electronic rock a 3 assi di Detroit, oppure c'è il post electronic rock a 3 assi di Alvaredo. E il maggiore esponente è Franco Gumierato Bravo, di Alvaredo. esatto. Però lui sarebbe un po' più grunge. Altrimenti abbiamo un po' più jazz, c'è Sandro Bussini Di Detroit però. Sì. È un post-punk. Sì, un po' indie anche. post-punk da sagra. Da sagra. Il punk da sagra, sì. tanto indie. Benissimo, ma oltre che essere un po', insomma, quella vena di demenzialità, di ironia, insomma, con i vostri testi raccontate dei paesaggi urbani, paesaggi ambientali, paesaggi urmani. Urmani? No, urmani a me piace, un po' umani, un po' urbani. A me piace. Preferisco un altro stilista, però anche urmani. Insomma. Giorgio Urmani. La domanda era, scusa. No, così, perché adesso appunto dopo Vanity Fair, che insomma ci racconta, ci descrive, perché metterci... Noi raccontiamo quello che vediamo. Se vedessimo un po' magari racconteremo di donne, ma non vedendo niente del punto di vista là raccontiamo il paesaggio che ci circonda, sia da un punto di vista urbano che da un punto di vista ubano. E ragazzi, la canzone poi che ascolteremo tra pochissimo è Il Meorto. Quella che spacca di brutto. Si spacca di Tra l'altro c'è un bellissimo aneddoto sul Meorto. Ci trovavamo io e Bosa. Questo non mi ricordo. No, secondo me forse è meglio sentire la canzone e poi vi racconto l'aneddoto, perché sennò rovino veramente il finale della canzone. Concordo. Anzi, concordo. La sentiamo subito? Sì, l'ascoltiamo subito. Las Massadores, live a Garage Music, e Il Meorto. Che bello che sei il meorto, se tu dici un dite porto e il parfatto col peneo, quei combine a liveo, tutte robe già a posto, tutto netto, tutto giusto, ripiantata a gasso parte. Un'opera d'arte che investo tutta me pensione, ma se una gran soddisfazione, non manca niente che se tutto e se perfetto.
mattina fino a sera che sto trio tutto il dì e son geloso da morire che lavoro su che mica che io pide me mogliere che come so l'allarme sento mai se ve ciavarme e me Inseata pomodori su che verse cavogliori guarda qua che su catei e vaso i vara che bei se questo è l'importante non me ne frega niente a sente fa quello che a voi cammina e sei indifferente Base tutta me passione de casa mia che se na cava non si sa di chi che sia e dice che sia abusiva arriva 20 cami al dì tieni de mi non so cosa dice che se mondissie che cosa avuto che te dica i fancalori sono mestieri mi me basta sta sull'orto come pensieri se coda a dirla tutta qua succede robe strane qua qualcosa non mi quadra sarà un par di settimane e carote queste storte quel barbasso ponte i suoi pevaroni a coglione e becca il blu che altro di me so magna un piateo de tegoine gotta a sentirme male mi sentivo che pesante son corso sotto in bagno in maniera il quarto urgente avevo fatta verdesaia son fluorescente e il sendato in sacrano tutti che me parla di biologico macrobionico biodinamico cattolico apostolico romanico chilometri zero franco ma l'unico rimedio per un mondo mio gradito mio frateo legalizza il sucateo ecco il mio e il sendato in sacrano Il Las Mostadores a Garage Music, questa era El mio orto e dovevamo raccontare un aneddoto. Dov'è Andrea? Che qua si spostano. Sì, mi sono spostato indietro. Dai, di quella volta a Godega Sant'Urbano. Ecco, quella volta a Godega è stata una serata unica praticamente. E dopo varie peripezie mi sono ritrovato mi sono ritrovato in stanza con Keith Richards e insomma abbiamo scritto Il mio orto. Lui aveva buttato giù un riff così e io ho buttato giù un po' di parole. Figura porca Keith, eh? Sì, un simpaticone, un gigione. Ma veramente. Anzi, colgo l'occasione per salutarlo. Ciao Kate. Non si chiama Richard. Io lo chiamo Kate. Ok. No, ragazzi, qua c'ho una scaletta tutta lunga, eccetera, eccetera, tante le questioni, però abbiamo accennato ai live. Quante date fate in un anno? 839 mi sembra. 841. Ah, ecco, ho sbagliato. Beh, insomma, impegnati soprattutto nei mesi estivi. Sì, no, di queste ne facciamo 815 nel mese di luglio. Altre sono spalmate nel resto dell'anno. Sì. Insomma, raccontateci qualche aneddoto dei vostri live. Sicuramente avete delle storie da raccontare. Sai benissimo che come tutti i gruppi, anche noi abbiamo le nostre fan. Una sera dietro a Godega di Sant'Urbano, quella sera con Keith Richard, sempre con Keith Richard che era ospite nostro quella sera, ci hanno portato un container di polacche, è stata una serata veramente impegnativa. Bulgara. Sei bravo. Però Keith Richards può dire Gappi gesto tanto a graspa. No, il piatto da sagra che era salsicce misto. Ah sì. E a griglia mista. No, ma infatti torna nell'ultimo album questo concetto del vegetarianesimo. Certo. Dove? Il maschio con le cotiche. È la storia tristissima di una persona che lui sa di essere vegetariano ma non ha il coraggio di dirlo al papà
che è un orcino, ovvero colui il quale che su il maiale, ovvero lo trasforma da essere animato a essere mangiato, i salami, il sopprezzo è affettato, diciamo. E questo signore si trova con un figlio vegetarianico e alla fine anche lui non sa neanche come prenderlo, dice Diciamo sì, che ha fatto outlet. a 90. Però già anche nell'ultima canzone che abbiamo ascoltato, il meorto, insomma, si parla di verdure e poi insomma di terra inquinata. Ma lì si va nel sociale, si parla di inquinamento, si parla di multinazionali che distruggono e rovinano l'habitat comune per il loro. Ma fai i nomi invece di fare così, fai i nomi. Di fare i nomi. Sì, preciso. Io mi ricordo Tony Sgualdo da Casa Corba che è facile fare accuse senza fare i nomi. Fai i nomi, cazzo. Scusa la parola. Allora non parlo più, però non finisce qua, ecco. Eccetera. Insomma, qua adesso devo riprendere la scaletta. E Renzi. È lì. Giustamente. Basta! A casa! Mamma mia. No, dai. Un attimo di serietà. Sì. La lavatrice Vive di più con Calfort. Ok. Sirene blu. Invece non avete mai pensato di aggiungere una componente femminile nel vostro. No, che sono basta e adesso non ho capito che non è proveglia. Ma ti faccio una domanda seria. Visto l'esperienza che tu stai vivendo in questo momento, una donna all'interno del nostro gruppo avrebbe una vita facile. Avrebbe una vita secondo te? Vivrebbe. Beh, magari. Abbaia. Non pensavo abbaiassi. Va bene, ok, ci rinuncio. Ma tu sei. Un applauso per Alessandra. Che bello, Alessandra, non è la Pina. Non è la Pina. Ma che radio sei questa? No, la Pina. No. No, ecco niente. Vabbè, Sono Margherita. Okay. Che è una battuta che i brividi. Vabbè, ci si prova. Aiuto. Va bene ragazzi, andiamo avanti. Qua bisogna lanciare la pubblicità. Sì, anche se volete, ma no, lanciamo la pubblicità prima e poi torniamo direttamente con un pezzo. Dimmi tutto, posso lanciarla Matteo. Io? Quando hai finito posso lanciarla io? Sì, ho finito. Posso partire? Il comitato sai che fa? Manda la pubblicità. La busta numero 3. La luna nera. Senti che soffico che è stanotte, socchiudo leggermente gli scuri. Chissà che entri un po' di pavesella a rinfrescare questa notte pazzerella. Oh mio Dio, cos'è successo? È entrato uno sciame di prespe, spalanca subito i balconi, sai che sono allergica ai pecconi. Giuro non immaginavo che ci fosse un nido proprio lì fuori. Provvederò domattina a buon'ora ad estirparlo. Non sbagliamento ai balconi sbaglio, o altri non sbaglio mai. Sbaglia anche ai cani, non sapevi che n'era un nit. Lo ignoravo, ero ignaro del gnaro. Io sbagliamento ai balconi sbaglio, o altri non sbaglio mai. Sbaglia anche ai cani. Seguo ancora accanto un po' da manore e già 23 ventilatori. Il papà 2 20 mio da volentieri. Un ventilatore, niente odore.
leggermente fuori dal davanzale, sulla corna il nido di prespe. Mi avete punto anche su 2 diti, adesso conoscerete il DDT. Mio nonno si chiede spesso a cosa serviranno queste bestie in natura. Inoltre affronta il delicato tema dei pinguini che se senza sanoci. Go sbagliamento ai balconi sbaglio, o altri non sbaglio mai. Sbaglia anche ai cani, lo sapevi che n'era un hit. Lo ignoravo, ero ignaro del gnaro. Go sbagliamento ai balconi sbaglio, o altri non sbaglio mai. Sbaglia anche ai cani, sembra ancora caldo da vanore e ga 23 ventilatori. Li tocco 2 ventivo da volentieri, un ventilatore, niente odore. Ti pensa, ti pensa, ti pensa. Se invece dei Brespe che fossi Porsei, ti pensa. Se al posto dei ave i mastico e ae, ti pensa. Che bestie degnari de mastico e ae, ti pensa. Che razza de corne. Go sbagliamento ai balconi sbaglio, o altri non sbaglio mai. Sbaglia anche ai cani, non sapevi che n'era un hit. Lo ignoravo, ero ignaro del gnaro. Go sbagliamento ai balconi sbaglio, o altri non sbaglio mai. Sbaglia anche ai cani, non sapevi che n'era un hit. Lo ignoravo, ero ignaro del gnaro. Insomma, grazie alla vostra canzone, cari Los Massadores, oggi ho imparato anche una cosa nuova. Cosa vuol dire ignaro? Perché ci siamo appena ascoltati, ignaro del gnaro, live nei nostri studi. E chi è che ha scritto la canzone? Luca, tu? No, No, le canzoni vabbè. le scriviamo tutte insieme, Sì. intanto. Le Le canzoni, sì, le canzoni le scriviamo tutti assieme, sì. Ignaro del gnaro è semplice, significa inconsapevole del gnaro. Cioè, se uno non sa il termine, sì. Questo è Esatto. il significato. No, se uno era ignaro del significato di ignaro, Insomma, perché tra le tematiche che ritroviamo nei vostri testi ci sono appunto, vanno un po' ad imbuto, no? Dal piccola... Ad Impiria. Ad Impiria. Sì, che è vicino a Savina. Tra Genova e Savina. Le 5 tirre. Le 5 tirri. La Spizia. La Spizia. Mica Massa. Cosa? No, vabbè, mica Massa. Ho cambiato regione. Mamma. Va bene, scusate. Perso tutto. Insomma, dicevamo. Questo era un umorismo un po' grosseto. Buon, dai, fermiamoci. Dai, basta. Dai, parliamo seriamente. Sì, parlavamo di queste vostre tematiche, appunto, della piccola situazione, poi si amplia un po' a raggio la vostra visione, la vostra fotografia, insomma, Sì. No, non lo so, insomma, è una No, in realtà so che hai descritto, sì. serve aggiungere altro, hai descritto Lo tutto. so, ogni tanto non mi vengono le domande, mi vengono delle risposte. delle risposte. beh, se vuoi darci una risposta noi ti facciamo la domanda. Esatto. Ok. Noi siamo un po' della corrente filosofica del neocementismo, nel senso che sì, perché pensiamo che il pavimento sia un po' la risposta industriale a spina di pesce e le problematiche del mondo moderno. Sì. Certo. Tra l'altro siamo del neocimentismo 2 perché siamo falliti e abbiamo riaperto con lo stesso nome, però. Ma abbiamo anche una fondazione adesso. Le fondazioni. Una fondazione. Bella la fondazione. Ma insomma, dicevate, scrivete i testi tutti assieme, da dove nascono le canzoni? Prima i testi o la musica?
Domandone. Questa è una domandona. Questa è una domanda difficile. Questa è una domanda difficile a cui rispondere dipende. Cioè, la musica non è fatta per i matematici, è fatta per gli artisti, diciamolo. Sì, è fatta per la gente irrazionale, è fatta per... A volte lo stimolo viene nel posto più impensato. Sì, giusto, esatto. Dove c'è il fulcro degli stimoli, può essere che trovi anche lo stimolo per scrivere una canzone. Fanno un doppio sforzo praticamente. Lo sforzo però, cioè, trovi la mossa giusta. Esatto, lo sforzo giusto, ottieni quel desiderio, ecco. E quali sono i fattori per ottenere insomma il risultato che... Dipende. Tanta carta igienica, però... Dei colpi di freddo anche a volte. Anche colpi di freddo, esatto. Fagioli. Diciamo che noi abbiamo un metodo infallibile per capire quali delle canzoni, perché non tutte chiaramente finiscono nel CD. Abbiamo un metodo infallibile per capire quali sono le canzoni da scegliere, da mettere per essere messe nel CD, ovvero se una volta ascoltate ci guardiamo tra di noi e ci diciamo Madonna che schifo, allora la canzone è adatta per il CD, ed è questo il metodo di giudizio basilare, il parametro. Il brutto che piace. Il brutto che piace. Perché noi siamo belli. No, noi siamo belli che piacciono. Però ai brutti. Non c'entra niente, quindi... Ragazzi, copertina, sì, Sì, assolutamente. Ma no, invece tornando alla parte, anche live o insomma futura, prossima di quello che capiterà il Los Massadores, insomma. Ci sceglieremo. Veramente? Può essere che anche andando fuori da qua... Sì, non è detto che torniamo a casa stasera. Esatto, per dire. Siamo stanchi. È un colpo di sonno. Matteo che guida ha anche bevuto. Ragazzi, non si sa mai dove dorme il pesce. Il mondo non si sa mai. Ma invece dovessero rimanere uniti, qual è l'intenzione? Insomma, 5 album. Aspettiamo domani mattina intanto a vedere come va. 5 o 6 album. Aspetta, perché qua ne avevo settato Casa Giacomazzi. Perché 5 sono Casa Giacomazzi non è inedita. Fa schifo lo stesso, ma non sono inedite. Fa schifo, ma faccio finta di scrivermi, si è consumata la penna. E quindi il prossimo anno cosa state già lavorando? Cosa succede? Un tour mondiale. Tour mondiale. Sì. Cambogia, Iraq, Lovari, Carpenedo, Villa del Conte. Sì, giusto. Casale. No, penso ci prenderemo un anno sabbatico, nel senso che ascolteremo i Black Sabbath. In sabatte. Ai sorgenti del Mississippi non suoniamo stanno. Ai sorgenti del Mississippi. No. Noi mi cacciamo. E stanno che viene Casale sul Rio forse suona. Forse sì. No, quest'anno che viene appunto ci sono, allora vi concederete di più, ancora di più ai live, farete... No, stiamo facendo una scelta molto importante, siamo scontrati un po' anche tra di noi perché non sappiamo se sia la scelta giusta. Ho fatto un anno Radicchio di Treviso, un anno Variegati Castelfranco, adesso abbiamo capito che è Chioggia, il Radicchio di Chioggia è la nostra via. Bravo, ho sempre detto, Abbiamo mediato. Non è stato facile perché noi nasciamo come spadoni praticamente. Tardivo e quindi tardivo dico comunque con un occhio di riguardo alle eccellenze venete a 360 gradi del territorio. Chiaramente sì. Prodotti DOP. Ma il Bagigio è un'eccellenza? È un prodotto DOP ma è fatto prima. No, invece dicevi verso Chioggia, ma insomma io volevo capire anche la dimensione dei Los Massadores, perché qua insomma a Treviso, nel Trevigiano domande un po' intime. Ti dirò la media è buona, altina, medio alta, altina, ecco. Diciamo che da buttare siamo altini, ecco. Esatto, ecco. Si chiamano gli scatarones. Lo scattarone. Lo scattarone. Tu sai cos'è uno scattarone?
Domanda da 100 milioni. Non sai cos'è uno scattarone? No, non c'entra niente. No. Quello dopo i quello prima dei no. Sì, no, è comunque un'eccellenza veneta. È un prodotto che contraddistingue il territorio nelle sue veleità artistiche, nella sua profondità territoriale, nelle sue capacità di interfacciarsi con tutta quella che è la politica europea e di promuovere i suoi prodotti in questa direzione. Ma Andrea Piccolo non aveva parlato prima? No, continua. Scusate. Mi stavano minacciando che prima del termine della trasmissione io dovessi parlare, pertanto mi pronuncio perché io ritengo che in questa sede abbia senso parlare dei nostri prodotti e di non lasciare, di non perdere nessuna opportunità per questa nostra economia, per la nostra forza, per il bene del nostro territorio, della nostra, dei nostri cittadini, della nostra gente e anche delle aziende, perché ricordiamoci che il futuro delle nostre aziende è anche il futuro dei nostri figli. Io qui nella provincia di Treviso non ho visto cose brutte, ho visto eccellenze. Ricordiamo che Andrea è presidente del consorzio del Radicchio di Chioggia e Treviso, ecco. Pensavo fosse Sua Eccellenza. Grazie. Prodotti dopo. Ragazzi, siamo veramente giunti agli sgoccioli di questa puntata. Sgoccioli di sudore. Sì. Abbiamo chiesto i progetti futuri, abbiamo chiesto insomma dell'ultimo album, del penultimo album, delle parte live. Una domanda. La fisarmonica. Che abbiamo dato qualche risposta? No, infatti. Non so, guarda, dopo me la riascolterò la puntata, esatto. Ora sono ancora un attimo in subbuglio. Sì. Dopo la storia delle dimensioni lì capiamo. Le dimensioni del live. Ragazzi, l'ultima canzone. Sì. Cosa andiamo a ascoltare? Penny Lane. Pensiamo a Penny Lane. No, dai, Ma a proposito di live, gli ultimi concerti che vi siete visti? L'ultimo quest'anno? Il nostro. Proprio il nostro. Abbiamo visto il nostro. E quando è che riprenderete? I nostri. Abbiamo un concerto in quel di Salgareda. Esatto. Salgareda. Il 7 di novembre. Ma temo che forse l'abbiamo già fatto. Esatto. Temo che l'abbiamo già fatto. Sì. Temo che l'avremmo già fatto. Perché noi siamo prima, dopo, durante. Oppure saremo. Fermi tutti. Abbiamo un concerto a Salgareda? Forse no. Forse no, però. Forse lo abbiamo, forse non lo abbiamo. C'è forse anche una vostra canzone che andremo ad ascoltare in un contesto diverso rispetto a quello di un album, di un concerto di... Sì. Sapevo. Ci sta chiedendo forse di quella cosa lì. Perché il progetto, Matteo. Abbiamo un progetto che abbiamo. Dove stiamo Stavo ascoltando radio. Cosa stiamo andando? Cosa stiamo andando? Come stiamo facendo? No, sai che siamo all'interno di un film. Sì. Che dici che quale film? No. Sì. Quale film? Fatti affari tu. No, noi non facciamo quelle cose. Perché siamo comunque delle eccellenze. Il film si chiama Leoni. È stato girato in Veneto da Pietro Parolin, un regista alla sua opera prima, con Neri Marcorè e vari attori di livello, Piera degli Esposti, Stefano Pesce, eccetera eccetera. Poi gli altri non me li ricordo. Acqua in bocca con Stefano Pesce. Luciano Gatto. E noi abbiamo partecipato alla colonna sonora con una canzone inedita dal titolo Pianura Savana, che chiuderà il film, sarà la sigla Nella quale finale. partecipa anche Neri Marcorè. Sì, pensati che Che un livello. attore che aveva tante belle speranze e fine canta con Los Masadores. Che tristezza. Come bruciarsi tutti gli anni di carriera. Veramente. Il film uscirà il prossimo anno, inizio del prossimo anno. E quindi non ci resta che attendere. Non ci resta che piangere. Aspetta, inizierà all'inizio del prossimo anno, ma forse è già uscito. Esatto, forse è già probabile. uscito. Forse è già uscito. Non che avevamo detto qua avanti. Ecco. Giusto. Bene ragazzi, con questa notiziona noi ci apprestiamo ad ascoltare l'ultimo pezzo, che è Gigio, che vogliamo anche presentare. Gigio.
Sei Gigio? No, è la cremeria. Gigio, ciao. La lavatrice. Di più. Devi dirlo en français, Gigio. Ma è giù per la capezzagna. No, ma fa così. Gigio, le nouveau parfum de Massador. Insomma, ci ascoltiamo Io. dei Los Massadores. E non Giovanni. E ringraziamo Dimitri Trinca, Mauro Berti, Luca Giacomazzi, Matteo Guidolin, Andrea Bosa, Andrea Piccolo e per la parte live anche Andrea Carraro, Andrea Roncato, Jacopo Mazzarolo, alla fine. I Los Massadores. Grazie a voi. Grazie. Io sono Dimitri Trinca. Ciao. Ciao. Io canta idiota mangiando bagli. Gigio canta la gigiotta mangiando le arachidi. Io seppur eterosessuale va matto pal masso. E il maestro son come forse è vero che pensavi a quello. Che posso, che non posso, lui è gennaio, ne mangia le ossa. Ah, che gustosi gli ossi. A lui piacciono questi eventi mondani, alla fine sono tutti commossi. Arrivano anche da paesi lontani per gustare del maschio gli ossi. Ah, che pure il pure. Ma quando il sole scende in campagna, ride pieno come un uovo. Io chiede alla sua compagna, tira fuori 2 bagigi, ho visto il sacchetto nuovo. Io canta iotta, bagliando bagli, infatti a bocca non se stracca, finché non sa da vacca. Gigio canta la gigiotta, mangiando le arachidi, sì la bocca non è esausta, finché non sa di bovina tutta. Io l'è andato a catar suo cugna, Mario, cattalo in Qatar. È tornato tutto intasato di Qatar da Qatar. L'ho morso anche un cane, speriamo che non sia rabbioso. Ah, la rabbia della rabbia. I sentati a Sagra dei castagni del Dubai, ma ieri a Noyai. A Dubai che Dubai, forse è meglio il Kuwait. Ah, di sicuro i campinauta. Ma Gigio non era contento, senza maschera un giosso di grinto, ed espresse il malessere a Mario. Basta musetto, un dromedario. Io canta iotta, mangiando bagli, infatti a bocca non si stracca, finché non sa la vacca. Gigio canta la gigiotta, mangiando le arachidi, il formaggio, sì la bocca non è esausta, finché non sa di bovina adulta. E un pensiero mi sveglia la notte, Gigio nativo del Marocco, del maiale nemmeno l'ombra, solo falafel e dattero cotto. E allora se fosse successo avrebbe un'altra identità. Io diventaria Aziz, Aziz il magnaria il couscous. Aziz canta Ahmel mangiando couscous. Aziz canta Ahmel mangiando couscous. Aziz canta Ahmed mangiando couscous, infatti a bocca non si stracca, finché non sa la falafel. Aziz canta Ahmed mangiando couscous, sì la bocca non è esausta, finché non sa di falafel. Io Aziz couscous, in vedaria
operaio